quanto riguarda il fine settimana calcistico nei campionati giovanili, abbiamo seguito una partita del campionato regionale degli allievi sperimentali che ha preso il via proprio questa domenica. La Trinacria Porto Empedocle ha vinto per 2-1 contro la San Cataldese grazie ad un autogol di Falzone e al gol di Francesco Catalano. Nel finale il gol degli ospiti realizzato su calcio di rigore. A fine partita abbiamo intervistato il tecnico della formazione del direttore generale Giovanni Castelli, Enzo Burcieri, che ha rilasciato questa dichiarazione. Burcieri, allenatore del Trinacria Porto Empedocle, oggi è iniziato il campionato regionale degli allievi sperimentali. Enzo, avete vinto 2-1 contro la San Cataldese, un'analisi sulla partita e un panorama sul lavoro che state facendo a Porto Empedocle. La partita è stata molto combattuta. Aspettavamo che la San Cataldese come società sappiamo che è una delle più organizzate. Certo, in un primo tempo bellissima parte nostra, abbiamo sbagliato alcune occasioni e poi alla fine abbiamo subito un po' il ritorno dalla San Cataldese. Per quanto riguarda il campionato, questo è il primo campionato che la Trinacria affronta a livello regionale. Siamo contenti di esserci, di aver costruito una squadra che sicuramente possiamo dire la nostra, anche perché il nostro obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi. Questa è la prima e speriamo bene durante il corso del campionato di poter mettere in mostra i ragazzi della nostra squadra.